Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Interminabile il commosso pellegrinaggio allo stadio di Palermo per l'omaggio a Totogol, accanto alla moglie e al figlio del campione. Sulla bara la maglia azzurra del suo mondiale e una sciarpa rosa-nero. Tra poco le immagini inedite dell'installatore di Gela che state intravedendo. È uno dei 3 che Roma vorrebbe riattivare per fronteggiare la crisi idrica, ma fermo da 14 anni, come si può vedere, è ridotto a un ammasso di lamiere e ruggine. A Agrigento i cittadini sono senza acqua da mesi, ma le bollette arrivano lo stesso, pronto un esposto in procura e una causa collettiva per il risarcimento dei danni. A Catania, mini sondaggio sull'ipotesi di demolizione degli archi della Marina. Prevale il no dei catanesi e dei turisti. La storia non si abbatte, dicono. Giovanni Brusca si racconta in un libro, l'autore della strage di Capaci e del delitto del piccolo Di Matteo, libero dopo 25 anni di carcere, riconosce: sono un mostro, per me non ci potrà mai essere perdono, perché ho dato la cittadinanza all'equipaggio della ONG bloccata al porto. Al nostro telegiornale il sindaco di Trapani Tranchida, dopo il fermo amministrativo della nave dell'organizzazione che è parte civile al processo dove è imputato Salvini. Sempre più alto l'Etna, dopo le ultime eruzioni il cratere voragine ha superato i 3.400 metri, la Boccanuova ha raggiunto i 3.380. Calcio, il Catania è in cerca di conferme. Domenica Giuliano Toscano non potrà contare su Di Tacchio e De Rose, ma per la prima volta ha abbondanza in attacco e valuta le alternative. Bentrovati. A Palermo migliaia di persone stanno salutando per l'ultima volta da stamattina alle 7 Totò Schillaci, l'eroe di Italia 90, accanto alla moglie e al figlio del campione. La camera ardente allo Stadio Barbera resterà aperta fino alle 22. Domattina i funerali in cattedrale. Marco Gullà. Campione palermitano, rappresentava la nostra città a livello mondiale. Diciamo che tra alti e bassi ci ha fatto divertire. Tutti in fila per rendere omaggio a Totò Schillaci, anche oggi camera ardente allo Stadio Barbera, domani mattina invece alle 11.30 i funerali in cattedrale. La città si prepara a dare l'ultimo saluto a chi con quei 6 gol segnati al Mondiale d'Italia 90 ha scritto un'indelebile pagina di storia calcistica. Era una Sicilia, una Palermo sostanzialmente diversa. La mafia uccideva e quei gol di Schillaci furono una copertina per il riscatto dei palermitani. Ci ha fatto sognare per quelle notti del 1990. Poi conoscevo la sua famiglia, conoscevo il papà, quindi una tristezza infinita. E sono qui anche per mio marito, che era un grandissimo tifoso, prima il Palermo e poi tutto il resto. E quindi siccome lui non c'è più, sono qua proprio per lui. Io sono stato a Parigi nel 91 e non si parlava altro a Parigi di Schillaci. Cioè io come vedevo che era un meridionale, Schillaci. Ne parlavano tutte. Per molti Schillaci, partito dal quartiere CEP, è arrivato sul tetto del mondo, è un simbolo di riscatto che non sarà mai dimenticato. Sulla bara che accoglie le spoglie del 59enne anche una maglia azzurra della nazionale e una sciarpa rosa-nero. Per capire quando fosse radicato nel cuore dei palermitani Totò Schillaci, che durante i mondiali un veragissimo palermitano che aveva il suo lapino, ce lo ricordiamo il lapino, no? Scrisse in una facciata, in una sponda: Dio è grande, ma questo è dappertutto. Poi fece una freccia per dire giriamo dall'altro lato e continuò a scrivere: ma Totò manco cuglionia. Erano delle partite emozionanti, diciamo che ancora adesso è rimasto qualcosa. Presenti tanti componenti della tifoseria organizzata del Palermo, loro hanno lasciato, per quello che tutti chiamano semplicemente Totò, anche uno striscione che recita: le tue notti magiche non saranno mai dimenticate. Nella camera ardente profonde la commozione e il dolore della moglie e del figlio del campione scomparso. Ascoltiamoli.
papà ci lascia tantissimo insegnamenti. Una persona umile, una persona che ha lottato sempre in qualsiasi cosa ha fatto. Per noi sarà sempre un punto di riferimento. Per me papà non era solamente un padre, ma era veramente uno dei migliori amici. Porterò tantissimi ricordi quando eravamo piccoli, quando giocavamo insieme a pallone, porterò tanti insegnamenti anche di vita che papà magari non ti esprimeva, però con le azioni e con i fatti ti dimostrava sempre. Papà mi ha insegnato a lottare sempre fino alla fine, a riuscire con le mie forze a crescere, a superare gli ostacoli, perché lui in realtà ha fatto questo sempre da solo. Ce l'aspettavamo tutta questa gente, perché comunque noi per le strade di Palermo ci fermavano sempre, l'affetto l'abbiamo sempre sentito, e l'abbiamo sentito anche in ospedale da parte dei medici, che hanno fatto veramente il possibile a livello medico, ma anche hanno dato tanto amore. Amore tantissimo, poi per me, per la famiglia tantissimo, infatti ha combattuto veramente tanto, il suo cuore non si spegneva perché eravamo noi a dare proprio questa forza, lui non voleva completamente lasciarci, non voleva assolutissimamente. Le altre notizie. Adesso vi proporremo con immagini inedite la situazione del dissalatore di Gela, che è uno degli impianti che il governo a Roma vorrebbe riattivare per fare fronte alla crisi idrica in Sicilia. Ma come vedrete, fermo da 14 anni, ormai è ridotto a un ammasso di lamiere e ruggine. GR Italia. Fermo dal 2012, quando la ditta di Vincenzo lo abbandonò, il quinto modulo bis del dissalatore di Gela adesso dovrebbe essere riavviato dalla Regione secondo il progetto di revamping che è stato messo in atto dal presidente Schifani. Andiamo a scoprire quello che rimane dell'impianto di dissalazione. Già all'ingresso lo scenario non è certo dei migliori, erbacce e ruggine hanno invaso quello che rimane del sesto modulo di un maxi impianto di dissalazione all'interno del sito industriale di Eni, attivo dagli anni 70 a servizio della raffineria della città. Questo è uno dei 3 impianti di dissalazione dell'isola che la cabina di regia del governo sull'emergenza idrica vorrebbe riattivare, ma il progetto di riavvio solleva più di qualche dubbio. Quando fu realizzato nel 2006, quello gelese era un impianto all'avanguardia, ma la sua attività durò pochissimo, dismesso appena 6 anni dopo anche a causa di guai giudiziari che contribuirono alla chiusura, amplificata anche dai debiti che la stessa regione aveva accumulato con Eni per la gestione degli impianti e per la fornitura dell'acqua dissalata. Su questo impianto, che è fermo ormai da più di 12 anni, la Regione paga una rata di 10 milioni e mezzo all'anno ad Eni per i debiti pregressi riguardo alla gestione delle acque depurate. Un debito che è iniziato nel 2016 e verrà estinto totalmente tra 2 anni. Oggi, a distanza di 14 anni, il quinto modulo bis è solo un ammasso di lamiere, un impianto fantasma. Rivitalizzarlo sembra un'impresa alquanto complicata e dai costi esorbitanti, come confermano anche alcune fonti interne ad Eni, che da mesi si confrontano con i tecnici regionali. Negli anni della riconversione green, infatti, Eni ha di fatto dismesso tutti gli impianti accessori necessari alla vita stessa del dissalatore, dalla fornitura elettrica alle condutture per la raccolta dell'acqua di mare. Il colosso industriale è pronto al confronto con la regione per la rimessa in opera dei servizi, ma tempi e costi sembrano inevitabilmente crescere, ed è per questo che si sta pensando ad accantonare l'idea per realizzarne uno nuovo. Nel frattempo la piana di Gela rimane la più colpita dall'emergenza, le dighe sono vuote, le condutture della rete sono ormai ridotte a colabrodo e difficilmente l'impianto fantasma tornerà a pompare acqua dissalata nelle case e nei campi gelesi. Da Gela spostiamoci per lo stesso argomento ad Agrigento. I cittadini sono senza acqua da mesi, anche qui, ma le bollette arrivano lo stesso. È pronto un esposto in procura, pronta una causa collettiva per il risarcimento danni. Davide Sardo. Gli agrigentini sono a secco, l'acqua si compra pagando a caro prezzo le autobotti, ma oltre il danno arriva la beffa sotto forma delle bollette idriche che gli agrigentini stanno trovando nelle cassette della posta, con tanto di quota fissa, canoni di depurazione, spese accessorie e altri balzelli. Intollerabile. E si è scatenata la rabbia. I cittadini non intendono sborsare un solo euro per Laica, l'azienda idrica dei comuni agrigentini. In particolare i residenti di Fontanelle, particolarmente penalizzati, hanno diffidato Laica. Tutt'oggi l'azienda AICA fa orecchio di mercante e decide di non attuare lo storno sull'acqua da noi acquistata privatamente. Quindi, in considerazione di questa malaugurata
situazione, oltre il danno, il disagio che abbiamo avuto, abbiamo anche la beffa di dover pagare per 2 volte l'acqua, sia dal privato che dal gestore che non ce la eroga. Alla beffa di questa acqua comprata AICA ci manda le bollette e le vuole pagate. Quindi è questa la situazione nostra, riserve, andare a Bonamorome con i bidoni, riempire e portare a casa. L'esasperazione, basta più. Non fare la doccia, scendere da amici o da parenti per andarci a fare la doccia. Proprio non si può sostenere questa situazione. A loro si stanno unendo anche gli abitanti di altri quartieri che non intendono pagare le bollette e sono pronti ad una class action per ottenere il risarcimento dei danni. Pronto un esposto in procura. Catania, il governatore della Banca d'Italia Panetta traccia un bilancio dei dati economici del Mezzogiorno. Sono numeri incoraggianti che diventano occasione di ripartenza per accorciare le distanze con le aree del nord del paese. Luca Ciliberti. Eppur si muove. L'area del Mezzogiorno ha registrato nel 2023 la performance migliore con un aumento di 1,3% del PIL. Da questi numeri prende spunto la ricetta del governatore di Banca Italia Fabio Panetta per risollevare il Mezzogiorno. Il Sud Italia è cresciuto più del paese dopo la pandemia, ha spiegato Panetta nel corso del suo intervento a Catania e per l'iniziativa In Viaggio con la Banca d'Italia, e ha ora occasioni di sviluppo per via della fine della fase globale di delocalizzazione e per la produzione di energia rinnovabile, e dovrà fare ricorso non a politiche assistenziali ma a investimenti e riforme in grado di innalzare la capacità produttiva. E poi ci sono le risorse del PNRR che, messe a sistema, potrebbero attrarre ingenti capitali privati per accorciare il divario con le aree più ricche del nord Italia. Alle risorse del PNR, rileva il governatore, infatti si aggiungeranno quelle del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei. Ma attenzione, avverte, le amministrazioni più deboli debbono essere messe in grado di gestirle. Lo ascoltano con attenzione le istituzioni e tra gli altri anche il presidente di ST Microelectronics, Notar Nicola, e il presidente degli industriali catanesi, Maria Cristina Busi Ferruzzi. Per quanto possa sembrare paradossale, poi la fase di incertezza globale che stiamo attraversando, dice Panetta, può offrire occasioni di sviluppo alle regioni del Mezzogiorno, nonostante i palesi rischi connessi alle condizioni politiche di delocalizzazione produttiva. Le regioni meridionali, rileva il governatore di Banca Italia, garantiscono condizioni di stabilità geopolitica ed economica, anche grazie all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e all'Unione Monetaria. Sono dotate poi di una forza di lavoro sottoutilizzata e di poliscientifici di qualità. Rappresentano dunque un mercato di sbocco con oltre 20 milioni di abitanti. Restiamo a Catania, ipotesi abbattimento degli archi della Marina. Il dilemma è aperto. Nel nostro mini sondaggio tra catanesi e turisti prevale il no. La storia e la sintesi non si demolisce. Tonino De Mana. Il dibattito è aperto. Archi della Marina sì, archi della Marina no. Dopo la presa di posizione del sindaco trentino, che a titolo strettamente personale si è detto favorevole all'abbattimento, con il mantenimento però di una parte sopra la pescheria come memoria storica, abbiamo sentito il parere di catanesi e turisti. Da un lato sembra allettante il rendering senza gli archi, con la restituzione del mare ai cittadini, dall'altro l'aspetto storico e nostalgico che fa pendere l'ago della bilancia verso il no, con una netta prevalenza di contrari. Qui c'è la storia di Catania, quindi io sono contrario, ma credo che sono contrari tutti i catanesi. Ma no, non è una cosa che è inammissibile per Catania, è una cosa proprio, un monumento storico che ha una vita che è qua, non si può togliere assolutamente. Contrario, perché questa è una storia che ci sono qua. Ah, poi noi ci vuole così Catania e così deve restare. No, abbattimento no. Immagina una Catania senza archi. Finivo il centro storico. C'è chi invece si mostra favorevole all'abbattimento. Sì. Perché? Perché Catania è una città di mare, ma il mare non si vede completamente. Questo turista olandese è su due cuori. Secondo me lasciare stare. Il sindaco trentino ha detto Catania deve pensare al modello Barcellona. Lei è stata a Barcellona e allora cosa ne pensa? Barcellona è molto ampio, che senso che ha una bella vista, no? sul mare. Solo chiacchiere e niente di concreto, tanto gli archi... Non si abbatteranno mai questi archi. Perché? Chi è che vuole abbattere questi archi? Sicuramente già lo sa che non si possono abbattere. Nel nuovo piano regolatore del porto sono previste opere per 1 miliardo, con le ferrovie dello Stato coinvolte, visto che prima di abbattere gli archi bisognerà interrare la linea ferroviaria che collega Catania a Siracusa.
Partinico chiede informazioni a un'anziana disabile che passeggiava in centro e, approfittando della sua cordialità, le scippa la collanina dal collo. L'uomo è stato arrestato. A Palermo, nel quartiere Ballarò, una pattuglia di falchi ha fermato un uomo che in sella a una bici elettrica trasportava cocaina. Giovanni Brusca si racconta in un libro. L'ex capomafia di San Giuseppe Jato, autore di oltre 150 delitti, ha fatto la strage di Capaci, ha deciso l'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, si racconta a Don Cozzi, che è l'ex vicepresidente di Libera, e ammette: sono un mostro, per me non ci potrà mai essere perdono. Emanuela Corsi. Prima la scarcerazione, ora il libro. Giovanni Brusca, uno degli uomini più controversi della lotta alla mafia, torna a far parlare di sé. Il pentito, autore di oltre 150 delitti, tra cui l'omicidio di Giovanni Falcone e il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, sciolto poi nell'acido, racconta il suo percorso di redenzione dopo il pentimento. Sono diventato un mostro per vendere l'anima a Cosa Nostra, perché credevo in Totorina e poi scopro che voleva farmi fuori. Per me non ci potrà mai essere perdono. L'ex capomafia di San Giuseppe Jato si è raccontato a Don Marcello Cozzi, ex vicepresidente di Libera. La scintilla del pentimento è stato l'incontro con Rita Borsellino, sorella del magistrato, un momento che ha segnato profondamente il boss stragista. Fu lei a volerlo conoscere, spiega Don Cozzi. Si incontrarono in una parrocchia romana. Rita chiese e ottenne che Brusca venisse con la moglie e il figlio. Non gli chiese nulla dei suoi omicidi, si limitò solo a farlo parlare, chiedendogli della sua famiglia. Don Cozzi, che ha accompagnato Brusca nel suo percorso, ha sottolineato come non ci sono pacche sulle spalle né colloqui con i mafiosi. Fedelissimo di Totorina, fu lui a premere il telecomando a Capaci e fu sempre lui a strangolare il piccolo Giuseppe Di Matteo. Soprannominato Uverru, il porco, lo scassacristiani, ha lasciato il carcere di Rebibbia nel 2021 dopo 25 anni, 5 in meno rispetto a quelli inflitti nella pena. Uno sconto dovuto alla buona condotta che spetta a tutti i detenuti, persino a quelli come lui, un'applicazione della legge che fece indignare l'opinione pubblica. In quella circostanza, fuori dal coro, le parole di Maria Falcone, sorella del magistrato, che lo stesso Brusca fece saltare in aria. Umanamente è una notizia che mi addolora, ma questa è la legge, una legge che peraltro ha voluto mio fratello Giovanni e quindi va rispettata. Trapani, la Mare Ionio può navigare ma non potrà effettuare più soccorsi in mare. Da ieri, su disposizione del Ministero dei Trasporti, la nave è in stato di fermo al porto di Trapani e al suo equipaggio è stato intimato di sbarcare tutti i mezzi di soccorso, pena la perdita della idoneità di navigazione. Laura Spanò. Da ieri la nave della ONG Mediterranea Saving Humans è in stato di fermo al porto di Trapani su disposizione del Ministero dei Trasporti, pena la perdita dell'idoneità di navigazione. La decisione arriva dopo l'ispezione di 10 ore e mezza da parte dei militari del 6° reparto della Guardia Costiera del Comando Generale. È la prima volta nella storia del mare che a una nave viene intimato di sbarcare i propri mezzi di soccorso piuttosto che imbarcarli. Attrezzature che hanno salvato più di 2000 vite, ribatte Luca Casarini, capomissione della Mare Ionio, sottolineando che gli ultimi salvataggi dei loro mezzi di soccorso sono stati effettuati in coordinamento proprio con la Guardia Costiera, che ha chiesto l'utilizzo di questi mezzi che ora devono essere sbarcati. Intanto il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, non fa un passo indietro rispetto alla delibera di giunta sul conferimento della cittadinanza onoraria all'equipaggio delle ONG. La proposta della mia giunta addirittura è datata, credo, giugno 2024, subito dopo che il Tribunale di Trapani ha detto: dopo 7 anni di indagine non sussiste alcuna commistione di interessi illeciti tra questa ONG con questi delinquenti tassisti del mare. E racconta da cosa nasce l'idea. La genesi dell'ONG, lasciatemela dire così, sono sostanzialmente i pescatori, compresi i pescatori trapanesi. Non esiste la storia al mondo di un pescatore che lascia morire un povero Cristo in acque. E allarme sicurezza per i 3 pubblici ministeri del processo Open Arms.
Marzia Sabella, Geri Ferrara e Giorgia Righi. A seguito di migliaia di messaggi di insulti e minacce indirizzati via social e di pesanti lettere intimidatorie rivolte a questi 3 magistrati, la procuratrice generale di Palermo Sava ha lanciato l'allarme al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I 3 PM, come è noto, hanno chiesto la condanna a 6 anni per sequestro di persona del ministro Salvini e non commentano. Ragazzi sempre più dipendenti dai videogiochi, ci giocano in media 4 ore al giorno, ma qualcuno anche per 12 ore consecutive, sballando completamente il ritmo sonno-veglia. Allarmanti i risultati di un questionario dell'azienda sanitaria di Ragusa distribuito a 200 giovani. Veronica Barbarino. Hanno tra i 10 e i 18 anni, sono soprattutto maschi, amano i videogiochi, li usano in media 4 ore al giorno. Qualcuno arriva a 12 ore consecutive. Sono i risultati del questionario somministrato dall'ambulatorio antibullismo dell'ASP di Ragusa a un campione di 200 giovani sul tema videogiochi e il rapporto con essi. Un lavoro unico in Sicilia, i ragazzi amano i videogiochi d'azione, gli sparatutto, i videogiochi d'avventura, giocano per svago, giocano con gli amici esistenti nella realtà, quasi mai lo fanno per i soldi, problemi, dipendenza a parte, la mancanza di sonno per coloro tanti che videogiocano prima di andare a dormire. Un educatore oggi ha l'obbligo assoluto di studiare e conoscere i sistemi di messaggistica e i social appunto dei ragazzi per educarli al meglio. I nativi digitali stanno crescendo in modo molto diverso dai coetanei del passato e sempre più soli. Videogiocando sperimentano loro stessi in ambienti non presidiati dagli adulti, affrontano imprevisti, li risolvono, raggiungono obiettivi, si immergono nel gioco, si dimenticano del tempo. Ma come per ogni cosa, l'abuso non è mai un bene. Come si evince dai dati emersi, i videogiochi provocano dipendenza, stress, aumentano aggressività e ansia e rischiano di alterare il ritmo sonno-veglia. Se invece usati con responsabilità e consapevolezza, sollecitano l'apprendimento, aiutano a sviluppare il concetto di sé e la personalità, allenano memoria e cervello. Occorre quindi a genitori ed educatori dettare limiti, orari e regole, inculcando sin da bambini l'abitudine all'uso consapevole e moderato. Dal virtuale alla concretezza della Terra, l'Etna è sempre più alto, il cratere voragine supera ormai i 3.400 metri e nelle rilevazioni dell'Istituto di Geovulcanologia di Catania aumenta anche l'altezza della Boccanuova, che arriva a 3.380 metri. Luca Ciriberti. Cresce in altezza il cratere voragine dell'Etna. Con il materiale lavico accumulato con le ultime eruzioni, l'orlo orientale ha raggiunto quota 3.400 metri d'altezza, arrivando a toccare 3.403 metri sul livello del mare. La rilevazione è contenuta nell'ultimo bollettino dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che lo pubblica sul proprio sito. Il sorpasso sul cratere di sud-est, che deteneva il record dal 10 agosto del 2021 e che nelle ultime stime davano alto 3.347 metri, era già avvenuto nello scorso luglio, quando la voragine toccò quota 3.369 metri d'altezza. Quello precedente, che resisteva dagli anni 70 del secolo scorso, era del cratere nord-est. È cresciuto anche il cratere Boccanuova, che adesso tocca quota 3.380 metri sul livello del mare. Il cratere voragine, silente da anni ormai, la sua ultima emissione di cenere è datata a 3 aprile 2021, ha cominciato a crescere in altezza dal 14 giugno scorso, con una debolissima attività stromboliana che ha poi avuto un progressivo aumento nell'intensità del fenomeno, trasformatosi poi in fontane di lava. Il materiale piroclastico emesso con l'intensa e frequente attività stromboliana ha portato ad accumuli sul cratere voragine, aumentata appunto la sua altezza fino a fargli superare quota 3.400 metri, con un margine di errore, secondo le stime dell'INGV, che è stimato in 1 metro. Lasciamo queste immagini spettacolari, facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con Toscano che valuta le alternative in vista della partita di Giugliano. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci al calcio, il Catania domenica sarà a Giugliano per la quinta di Serie C. Toscano studia le alternative a centrocampo e in attacco. Marco Acarli.
Obiettivo: confermare tutto quello che di buono si è visto nelle prime giornate di campionato, il gruppo granitico, la solidità difensiva, la concentrazione, ma anche inseguire una crescita nelle trame d'attacco, una fase di gioco su cui Toscano ha potuto lavorare dall'arrivo della maggior parte degli attaccanti, cioè da fine agosto. Quasi tutte le statistiche del Catania di questo periodo non parlano di dominio, perché tale non è al momento, ma anche i numeri confermano una caratteristica: una squadra difficile da piegare e capace di essere davanti in classifica per le sue doti di compattezza. Cosa potrà succedere, per esempio, se Inglese potesse vivere una stagione da protagonista, oppure Montalto e D'Andrea confermassero quello che hanno fatto lo scorso anno? La risposta è abbastanza scontata, e nelle speranze di Toscano la risposta si potrebbe scorgere da Giuliano contro la squadra di Bertotto, probabile Inglese dal primo, con gli altri due come alternative. Opzioni assortite alle loro spalle, con Carpani e soprattutto Jimenez che scalpitano, il secondo per dare il suo contributo anche a partite in corso. Per il resto, Quaini, migliore in campo con il Picerno, potrebbe essere utile ancora a centrocampo, con Verna alternativa visto che mancano Di Tacchio e De Rose. In difesa rientra Ierardi, 500 biglietti disponibili per i tifosi rossazzurri, già quasi tutti venduti. Ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione è alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.